E dopo 364 giorni il Volano Volley era tornato a giocare una partita di campionato contro l'Ata Trento sabato scorso, e oggi, dopo 371 giorni, torna a disputare una partita ufficiale nell'arena biancorossa di Volano. Amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano proprio per la quinta giornata del campionato di Serie B1 Girone C1 tra la Rotoblast Volano Volley e la Nardi Pallavolo Volta Mantovana. Che dire, dopo ben 371 giorni torniamo finalmente a respirare l'aria di casa dell'arena biancorossa, e come avete capito questa è anche la primissima vera e propria diretta che Volano Volley trasmette dal vivo a distanza di quasi un anno, anzi oltre un anno, perché sono 371 giorni. E naturalmente ci scusiamo per la diretta che purtroppo non è andata a buon fine sabato scorso, però abbiamo avuto purtroppo dei problemi tecnici e purtroppo si fa con quel che sia. Allora, dunque, che dire, siamo pronti per questa diretta che inizierà tra poco meno di 10 minuti, che vede la Rotoblast Volano Volley di Luca Parlatini e la Nardi Pallavolo Volta di coach Matteo Solforati. È una partita molto difficile per le ragazze di Luca Parlatini perché, come ha giustamente preannunciato nel corso delle interviste post-match dell'Atta Trento, le ragazze di Luca Parlatini sono ancora molto indietro con la condizione fisica, proprio perché naturalmente a causa dello stop dovuto al Covid nei mesi di gennaio e soprattutto di febbraio, perché abbiamo riscontrato purtroppo delle positività e ovviamente è successo questo, diciamo, stop forzato per le ragazze di Luca Parlatini, mentre la Nardi Pallavolo Volta invece viene da un momento di forma veramente grandioso che, come avete potuto intuire dalla classifica, sono loro la squadra favorita di questa giornata e soprattutto sono anche la squadra favorita probabilmente per la qualificazione alla Serie A2 della prossima stagione. Allora, dopo questa anticipazione, io direi che per tutto il pubblico di Volano Volley, che purtroppo è costretto a trasmettere da casa, purtroppo siamo purtroppo l'unico canale che vi permetterà di collegare come si dice, purtroppo si può collegare solo da qui. E allora io forse ci arrivo, scusate, che è l'emozione di tornare anche per me a commentare una partita a distanza di un anno intero. E intanto vi diciamo subito che se vedete purtroppo le immagini che non sono molto fluide, purtroppo abbiamo ancora qualche imprevisto, però rispetto alla partita con l'Ata Trento naturalmente siamo riusciti a risolverli in maniera abbastanza netta, quindi se voi vedete un attimo di rallentamento, un attimo di stop, state tranquilli che è uno stop momentaneo proprio. Allora, mentre le squadre stanno per lasciare il terreno di gioco, ci prendiamo un minutino di pausa per presentarvi la squadra della Rotoblast Volano Volley che nella stagione 2020-2021 scenderà in campo. Che dire, è un'emozione grandissima poter tornare a commentare una partita di pallavolo, come ho detto, a distanza di un anno intero. Siamo pronti allora, le ragazze stanno per entrare in campo con il nuovo saluto, purtroppo perché come voi sapete le regole anti-Covid impediscono il saluto sotto rete
e naturalmente di stretta di mano. Allora le ragazze ovviamente si mettono sulla linea di seconda e faranno un applauso alle rispettive squadre. E il Paolo Scrinzi, il nostro speaker dell'Arena Biancorossa, sta presentando alle pochissime persone, che ovviamente sono tutte le squadre come si dice, sono le persone, dirigenti, accompagnatori delle due società e le giocatrici che purtroppo non possono giocare. Allora le ragazze stanno per fare il loro saluto sotto rete e praticamente siamo già pronti per, come si dice, siamo già pronti per entrare in partita. Purtroppo sono davvero emozionatissimo oggi di poter tornare a commentare per voi questa, prima vera diretta streaming che Volano Volley Channel affida a me e ad Alan Berloffa, che anzi, a proposito, per salutare, allora ringraziamo subito il Volano Volley che ci ha permesso per il secondo anno di fila a me e ad Alan Berloffa di trasmettere per voi queste partite streaming, e mando subito un saluto a Martina Bogatek, la nostra capitana immancabile, che oggi è a casa ma ci sta seguendo tramite la diretta, quindi un saluto a te Martina, e un saluto anche proprio al nostro regista Alan Berloffa, che anche lui è purtroppo a casa, però siamo convinti che prestissimo tornerai con noi. E allora siamo pronti per lo starting six della Nardi Volta, che schiera Tosi col numero 1, Chiara Boninsegna col numero 2, la numero 4 Mila Montani, la numero 7 Sofia Ferrarini, la numero 11 Cristina Coppi, la numero 14 Beatrice Giroldi e il libero numero 12 Veronica Dinucci. E nota della Nardi Volta, 2 giocatrici sono ex Delta Informatica Trentino: Cristina Coppi della stagione 2016-2017 con allenatore Ivan Iosi, e Sofia Tosi nella stagione 2018-2019 con Nicola Negro. E adesso la Rotoblas Volano Volley che scende in campo, che scende col capitano la numero 10 Valentina Barbolini, la numero 1 Beatrice Postoni, la numero 12 Emma Galbero, la numero 13 Elena Bortolot, la numero 15 Elena Gabrieli e il libero Marta Scannavacca con il numero 18. E scusate, mi stavo dimenticando che è il numero più importante, la numero 7, il nuovo acquisto della Rotoblas Volano Volley, Livia Tresoldi, che è una centrale che quest'anno si ritrova a mente fredda dover sostituire Jessica De Valle e soprattutto Jessica De Valle e Martina Bogatek. Forse ci arrivo. E devo dire che questa diretta è veramente seguita, non sono mai abituato a questi numeri, con numeri alti, 68 siamo, e mi fa davvero molto piacere. E allora, dopo le difficoltà della prima giornata, adesso siamo pronti a gustarci ovviamente lo spettacolo del volley femminile della serie B1, Volano contro Nardi Volta. Il primo servizio affidato alla Rotoblas Volano Volley con Emma Galbero, e il primo attacco è di Boninsegna che non va a buon fine, e Valentina Barbolini firma il primo punto per la Rotoblas Volano Volley, 1-0. Emma Galbero adesso al servizio per la società di Luca Parlatini, battuto su Coppi, e l'attacco velocissimo di Mila Montani vale l'1 pari. Scusate la difficoltà, ma purtroppo ho dei piccoli problemi per il fatto che devo fare sia il regista oggi ma anche il telecronista, quindi se vedete che il punteggio si aggiorna in ritardo è un po' per quello, perché mi dimentico di fare entrambe le cose. Tosi su Galbero, Bortolot per Barbolini, 2-1 per la (2-1) il punteggio. Adesso Elena Gabrieli, uno dei nuovi acquisti della Rotoblas Volano Volley, anzi diciamo che Volano si è veramente rivoluzionata in questa stagione. Gabrieli su Coppi, arriva l'ace, il primo ace
della partita è firmato proprio da Elena Gabrieli, che adesso porta sul 3-1 la società di Luca Parlatini. Ancora Gabrieli, l'autrice dell'ace del 3-1, ancora al servizio, ancora su Coppi, e arriva l'attacco sbagliato di Montani e arriva il 4-1 per la Rotoblas Volano Volley. Ancora Elena Gabrielli al servizio, ancora in favore della Volano Volley. Stavolta ha errato il servizio di Gabrielli. 4-2 il punteggio adesso. Al servizio per Nardi Volta si prepara Chiara Boninsegna. Speriamo che il mio commento si senta bene, soprattutto che non sia troppo saltellante col fatto di fare due cose insieme. Pozzoni, arriva il punto anche di Beatrice Pozzoni. Ricordiamo che nella scorsa partita Beatrice Pozzoni è stata l'autrice di ben 27 punti, di cui è stata anche l'MVP dell'incontro contro la Guaglia Stata Trento di Marco Mongera, che hanno regalato alla società di Luca Parlatini i primi 3 punti della stagione. Pronto al servizio Pozzoni proprio su Coppi ancora, Giroldi per Coppi, e arriva anche il punto di Cristina Coppi dopo essere stata messa un po' in difficoltà dalle ragazze di Parlatini. Arriva il primo punto anche di Cristina Coppi, ricordiamo una ex dei campi trentini, proprio perché è stata alla corte di Ivan Iosi con la Delta Informatica Trentino. Al servizio ora Mila Montani su Pozzoni a sfiorare il tetto, scanna Wackenbagger per Barbolini, Murata out e vale il 6-3 il punto di Valentina Barbolini. E vi ricordo che, e ve lo ricordo in diretta, in vista anche delle prossime partite in casa, vi ricordiamo che tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla canale YouTube Volano Volley Channel, e purtroppo per chi magari sperava per chi sperava di poter venire al palazzetto a vedere la partita, purtroppo vi informo da subito che purtroppo tutte le partite saranno a porte chiuse, quindi non ci sarà nessuna possibilità di avere i tifosi. Bortolotti in bagger per Galbero col tocco che non c'è. Quindi quinto punto per la Nardi Pallavolo Volta, che adesso accorcia ancora di più le distanze, si porta sul 5-6. Ancora al servizio Beatrice Giroldi al servizio per la Nardi. Battuto a baciare il net, e la palla però va a toccare il pavimento prima che Scannamacca ci possa arrivare. 6 pari il punteggio. E ancora Giroldi al servizio per la Nardi. Ancora su Pozzoni, Bortolot per Galbero, Coppi in difesa, Giroldi per l'attacco velocissimo di Tosi, e arriva il punto del sorpasso 7-6, e inizia un po' a ingranare la società di Matteo Solforatti dopo un inizio un pochettino a rilento. Ancora al servizio si prepara Giroldi, che lo va a battere, la palla, servizio out. Parità assoluta ancora all'Arena Biancorossa, 7 pari. E adesso il nuovo acquisto della Rotoblas Volano Volley, che proprio ieri è diventata effettivamente una giocatrice della Rotoblas Volano Volley, che si chiama Livia Tresoldi. Battuto. Purtroppo il primo servizio è out, e quindi regala l'ottavo punto alla Nardi. Adesso al servizio si prepara un'altra ex Delta Informatica, Cristina Coppi. Cristina Coppi al servizio per la Nardi Pallavolo Volta. Battuto su Scannavacca, Bortolotti in palleggio per Galbero. Attenzione al libero che palleggia proprio per Boninsegna. Attenzione, scontro in mezzo al campo. Intanto scusate se è saltato un pelettino la diretta. Il muro su Barbolini vale il 7-9.
Tanto scusate se è saltato un attimo la telecamera, però penso che sia ritornata operativa, direi proprio di sì. Ancora coppia al servizio per la Nardi. Battuto ancora su Scannavacca, Bortolot nella zona di nessuno, free ball. Attenzione, Giroldi per l'attacco, bellissimo attacco di Chiara Boninsegna che regala il 10° punto alla Nardi. Forse adesso sul servizio di Copi mi sa che Luca Pallatini potrebbe chiamare il primo time out della partita. Sì, confermato, primo time out della partita a favore della Rotoplas Volano Volley. Che dire, un inizio promettente della Rotoplas e poi come un diesel, diciamo, che ha iniziato a carburare la Nardi e adesso si è portata con 3 punti di vantaggio. Ovviamente a tutti i tifosi che seguono la partita, la preparazione atletica della Rotoplas è ancora molto in forze, quella della Nardi invece possiamo dire che è veramente perfetta. Però come dice nelle parole di Luca Parlatini, lui ha detto che quest'anno non vede squadre fenomene o squadre materazzo, perché ovviamente in un periodo così complicato come quello del Covid, ovviamente le carte si possono mescolare da un momento all'altro. Cristina Coppi alla fine di questo time out pronta a servire la palla ancora su Scannavacca, Bortolotti in bugger per Galvero. Attenzione, l'attacco subito velocissimo ancora di Boninsegna che sta facendo gravi danni alla difesa trentina e adesso 11-7 il punteggio a favore della Nardi. Ancora Coppi al servizio. Da quando è arrivata Coppi alla battuta, ovviamente Nardi ha iniziato a fare numeri da capogiro, un break veramente lunghissimo. Attenzione, battuta ancora su Scannavacca, Bortolotti in palleggio ancora per Emma Galvero, Coppi in difesa, Giroldi, l'attacco subito di Tosi, vincente Sofia Tosi, 12° punto. Abbastanza un inizio di primo set che molti addetti ai lavori che conoscevano le intenzioni del Volano Volley potevano aspettarsi. Ovviamente non sto a dire che è giustificato questo distacco tra le due società, però bisogna anche ammettere che quando la preparazione atletica è abbastanza ottimale i risultati possono essere veramente questi. Tosi, la palla è in campo, 13° punto per la Nardi che sta portando un break veramente molto molto lungo. Coppia ancora il servizio, non so a quanto è arrivato questo break, penso che siamo al 7° punto consecutivo forse come break, perché era circa 7-8 mi sembra, adesso siamo sul 13° punto a favore della Nardi. Pozzoni out ancora l'attacco, la Nardi è molto sciolta negli attacchi e questi sono i risultati ovviamente. 14-7 il punteggio, Luca Pallatini chiama il suo secondo e ultimo time out di questo primo set. Allora noi ci prendiamo una piccola pausa, piccolo break pubblicitario, torniamo tra poco. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola, qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri! Qui l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Ecco le squadre nuovamente in campo alla fine di questo spot pubblicitario. E allora 14-7 il punteggio a favore della Nardi, che adesso sta conducendo un bellissimo break fatto di tantissimi punti. Attenzione alla Coppi ancora a battere su Scannavacca, ma stavolta l'ha sparata molto alta e va ovviamente fuori. Quindi il punteggio adesso è di, scusate il ritardo dei puntelotti, scusate i punti di ritardo, 8-14. Elena Bortolot, se vedo bene, al servizio. Battuto su Coppi, Giroldi per Tosi, vincente l'attacco. Sofia Tosi è un
un martello in questo primo set, devo dire, proprio un martello. Siamo sul 15-8 adesso e al servizio si prepara Sofia Ferrarini. Due società che hanno fatto una grande, abbastanza una rivoluzione in questa stagione. Galbero, Bortolot per Pozzoni, buonissima la difesa di Nardi che attacca subito e no, non c'è il tocco, no, cambiata la decisione, mani, sì, confermate, infatti mi sembrava un po' strano che non chiamasse il tocco a muro. Infatti la società di Luca Pallatini non protesta nemmeno, infatti la società di Luca Pallatini è abbastanza tranquilla, quindi ammette che era appunto per la Nardi. Ancora Ferrarini al servizio per la Nardi, che sta conducendo un ottimo primo set. Battuto su Scannavacca, Bortolotti, palleggio per la velocità di Gabrielli, però fischiata una doppia. Adesso il punteggio di 17. E adesso ancora il servizio Ferrarini. Un inizio di primo set abbastanza buono della Rotoblas, poi adesso Nardi alla distanza ci sta tirando fuori la grande preparazione. Bortolot, Gabrielli in palleggio, deve dare una free ball. Attenzione, l'attacco velocissimo di Boninsegna e naturalmente non si fa pregare. 18° punto per la Nardi, che adesso si porta con un break di ben 10 punti di vantaggio. E lo scoutman che ho proprio qui di fianco mi ha detto che è un break di 16-2, quindi un break assurdo da parte della Nardi. Pozzoni, buonissima la difesa della Nardi e ancora Boninsegna, attacco murato, free ball. Bortolotti, vediamo se la sfrutta con Valentina Barbolini. 9-18. E possiamo dirlo in questa partita: Barbolini, Gabrielli, Tosi e possiamo dirlo Tosi, Coppi, sono tante ex di Serie 2, quindi c'è tanta qualità in questa partita. Battuto il servizio su Galbero, ace! Emma Galbero, 10-8. E adesso ancora a Emma Galbero. Ricordiamo che Emma Galbero la scorsa stagione con Offanenga ha subito un gravissimo infortunio, ma già la prima di campionato di quest'anno è già tornata operativa. E direi con buoni voti, vedendo questi servizi, questi attacchi. Attenzione, 19-18 per la Nardi su questo pallonetto della Nardi, che ha fatto davvero un grande attacco. Sofia Tosi, una timida reazione, comunque la Rotoblas ce l'ha data. Battuto il servizio da Tosi su Scannavacca, Bortolot per Pozzoni, Beatrice Pozzoni, 11° punto per Volano. E adesso ci sono ancora 8 punti di vantaggio. Elena Gabrielli al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Battuto sul libero di Nucci, Gabrielli in pallonetto, out, il pallonetto di Montani out, quindi 12° punto per la... Adesso al servizio c'è ancora Elena Gabrielli. Battuto a baciare il net. Boninsegna, pallonetto, invasione contro la Rotoblas. 20° punto per la Nardi. E adesso al servizio Chiara Boninsegna. Luca prova a spronare le sue ragazze con un dai spingere. Battuto Chiara Boninsegna su Scannavacca, Bortolot per Barbolini. Valentina Barbolini, ancora lei. Diciamo che se nella scorsa partita era Pozzoni il terminale d'attacco, per il momento è la Barbolini in questo primo set, con ben 5 punti. 13-20 il punteggio.
comunque i punti sono ancora molto lontani, però intanto è una timida reazione. Pozzoni, la palla out di pochissimo, 21-20, scusate, 21-13. State tranquilli, non ho bevuto alcol prima della partita, ma è dover fare doppia attenzione su regia e telecronaca. Milan Montani al servizio, ancora su Scannavacca, Bortolot, Barbolini, buona la difesa a muro, attenzione, Coppi, free ancora, Giroldi, l'attacco potente e preciso di Ferrarini e la palla viene difesa ma va anche a baciare il tetto dell'arena biancorossa. 22-13 punteggio. Ancora Milan Montani al servizio per la Rotoblas. E attenzione, attacco velocissimo di Coppi, ancora free ball adesso Zuttosi. Attenzione, attacco out, nella buona e nella cattiva sorte Volano, fortunata. 14-22 e Valentina Barbolini al servizio. E pronto il servizio di Barbolini sulla buona insegna e l'attacco velocissimo di Ferrarini vale il 23esimo punto per la Nardi, che adesso è a 2 palle da vincere questo primo set. Beatrice Giroldi al servizio. Giroldi battuto su Scannavacca, Bortolot, attacco murato di Tresoldi, attacco di Pozzoni, buona ancora la difesa di Giroldi e l'attacco velocissimo di Tosi, Galbero in free ball, Dinucci, Giroldi ancora per Tosi, out, l'attacco stavolta, l'attacco è out, 15esimo punto per la Rotoblas. Adesso Scannavacca lascia il posto a Gabrieli, perché ora al servizio si prepara proprio la centrale numero 7, Livia Tresoldi, ricordiamo il nuovo acquisto della Rotoblas. Battuto a cercare Boninsegna, Tosi in free ball, però la palla non arriva nel campo della Rotoblas, quindi arriva il 16esimo punto per la arriva il punto della Rotoblas, 16-23, ancora Tresoldi al servizio. Battuto ancora su Boninsegna, Giroldi per Coppi, pallonetto vincente, vale il punto del 24-16, adesso set ball per la Nardi, pallavolo volta. Intanto sto guardando adesso i numeri, 131 che ci stanno seguendo, un numero che mai mi sarei aspettato per una diretta del Volano, però sono veramente contento. Cristina Coppi al servizio, palla set, Scannavacca, Bortolot per Galbero, punto, sportiva Cristina Coppi che dice che la palla è in campo. Emma Galbero, 17-24, ancora set ball per la Nardi. Vi ricordiamo che De Val e Sabina Perez sono fuori per infortunio, ecco perché gioca Emma Galbero. Attenzione, l'attacco subito, Bortolot, Scannavacca per Pozzoni, murata, Gabrieli in palleggio per Bortolot, ancora Pozzoni, la difesa stavolta di Giroldi. Il bugger di, attenzione, Coppi, Giroldi, velocissimo l'attacco, attacco fantastico di Sofia Ferrarini che vale il 25-17 a favore della Nardi, e questo vuol dire che il primo set si conclude qui per 25-17, 1-0 per la Nardi. Allora vi ricordiamo che siccome non c'è il pubblico in questa partita, in questa stagione, ovviamente non ci saranno neanche le ballerine dell'Alpha Crew, una delle nostre attrattive durante le pause. Quindi allora noi, per ovviare a questo buco, ci vediamo tra poco. Adesso per una pausa per gli sponsor, perché come vi diciamo sempre, senza di loro non siamo nessuno.
just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? E sul fischio del primo arbitro e del secondo arbitro rientriamo in diretta dall'arena biancorossa di Volano dopo lo spazio pubblicitario dedicato ai nostri gold sponsor, che sono gli sponsor un pelettino più importanti, però non sono più importanti o meno importanti, perché comunque tutti gli sponsor permettono alla società del Volano Volley di sopravvivere, ovviamente di disputare la stagione 2020-2021 della stagione di Serie B1. E come di consueto all'inizio si deve comunque ritornare in campo. Allora, visto che siamo in 127, è doveroso ringraziare tutti voi che siete ovviamente collegati, e sono convinto che, e vi mando un grande saluto sia ai tifosi del Volano Volley, ma sono sicuro che non lo stanno scrivendo in chat, ma sono convinto che ci sono anche tifosi della Nardi che ovviamente stanno seguendo la grande prova di carattere che le ragazze di coach Matteo Solforati hanno dimostrato in questo primo set. Riusciranno a dominare anche questo secondo? Volano si riscatterà? Ovviamente state con noi e seguiteci, perché adesso è ricominciato il secondo set. Primo punto ovviamente per la Nardi. Sofia Ferrarini al servizio, quando il punteggio è di 1-0 a favore della Nardi, che vi ricordo ha vinto il primo set per 17-25. Gabrielli per Barbolini in pallonetto, Coppi, Giroldi per Boninsegna. Chiara Boninsegna, una grande prova anche per lei in questa partita. Adesso il punteggio è di 2-0 ovviamente. Ancora Ferrarini al servizio. Barbolini in bugger, Portolot per Galbero, che però concede la free ball. Coppi, Giroldi per la fast velocissima di Montani, però arriva il muro vincente della Rotoblas,
che vale il 2-1. Elena Gabrielli al servizio. Battuto. Purtroppo un brutto servizio da parte di Elena Gabrielli. 3-1 il punteggio. Che però, se qualcuno si aspettava una partita duellante tra la Nardi e la Rotoblast in partenza, ha un po' da ridirsi, ovviamente. Pozzoni, Bortolotta veloce per 3 soldi. Dinucci per buona insegna, stavolta non c'è il toccamuro, infatti il punto viene dato alla Rotoblast. 2-3 il punteggio. E Beatrice Pozzoni al servizio per la Beatrice Pozzoni al servizio, battuto, attenzione, l'attacco velo, la palla tocca il tappeto ovviamente, nessuna protesta da parte delle ragazze di Luca Parlatini. 4-2 il punteggio. Chiara Boninsegna al servizio della Nardi. Battuto su Scannavacca, cercata tantissimo anche durante il primo set. 3 soldi. Galbero, Bortolot, Elena Bortolot a dover salvare questa palla, è riuscita anche a prendersi il punto. 3-4 il punteggio. Valentina Barbolini, figlia d'arte dell'allenatore campione d'Europa con la Igor Gorgonzola Novara, e lei ex di Alta Informatica Trentini in Serie 2. Attenzione, Tosi, Murata, Dinucci, free ball di Tosi adesso, Pozzoni, Bortolotte per 3 soldi. Livia 3 soldi, pareggio all'Arena Biancorossa, 4 pari. Ancora Valentina Barbolini al servizio. Attenzione, battuto su Boninsegna, attacco di Montali, pallonetto Gabrieli, Galbero in bagger e Bortolotti in free ball. Dinucci, attenzione, ci stava l'invasione questa volta, quindi arriva il quinto punto per la Nardi. Mila Montani al servizio per la Nardi, una centrale molto esperta, infatti è del 1988, però questa volta l'esperienza non è stata dalla sua parte perché il servizio è stato sbagliato. 5 pari. Livia 3 soldi al servizio. Ovviamente il mio obiettivo per questa stagione sarà anche di cercare di essere il più imparziale possibile, quindi scusate il termine, volevo dire di essere il più equilibrato possibile tra formazione di casa e formazione di trasferta, visto che ci sono tante squadre che potranno seguire le nostre dirette, quindi e non c'è il pubblico in casa, quindi cercherò di essere il più neutrale possibile. È arrivato l'attacco però murato da parte della Nardi, quindi adesso la Rotoblast si è portata in vantaggio. Livia 3 soldi al servizio per la formazione di Parlatini, però la palla anche questa volta si impegna nel servizio. 6 pari. Battuto il servizio su Bozzoni, Bortolotte per Gabrielli, Coppi e Dinucci in free ball. Gabrielli ancora, Bortolotte ci ha provato e ci ha provato. Tosi, Murata vincente da Emma Galbero e la palla di Tosi è rimbalzata addirittura in faccia, speriamo non si sia fatta male. È stato un brutto colpo, non mi ricordo se Coppi o Tosi, però una delle due ha preso una bella intonata. Bortolotte, proprio ancora Coppi, buono stavolta l'attacco. 7 pari.
Cristina Coppi al servizio per la Nardi. Nardi che comunque oltre al primo set ha giocato davvero una grandiosa partita fino adesso, quindi merita di avere questo punteggio. Bortolot, Gabrielli, Dinucci, attacco di Boninsegna, Barbolini, Bortolot per Pozzoni, mani out di Beatrice Pozzoni e vale l'8º punto per la società del Volano Volley. 8-7. Intanto siamo arrivati a oltre 140 telespettatori, numeri da capogiro per la nostra diretta streaming e questo ci fa davvero molto piacere. L'attacco vincente da parte della Chiara Boninsegna, 8 pari il punteggio. Pronto al servizio la Nardi. Purtroppo la posizione in cui commentiamo ovviamente non è delle migliori per dirvi chi sarà a battere dal nostro lato. Era comunque la numero 7 Ferrarini. Galbero, free ball da parte di Barbolini per Coppi. Giroldi, Tosi e quasi ce la stava per fare quasi il doppio salvataggio da parte delle due giocatrici della Rotoplas, però 9-8 il punteggio. Nardi che si riporta in vantaggio. Ancora Ferrarini al servizio. Battuto su Scannavacca. Attacco velocissimo di Mila Montani. Ottimo l'attacco, anzi devo dire, su una brutta ricezione di Scannavacca. Adesso il punteggio di 10-8. Prove di dialogo di Luca Parlatini probabilmente a Scannavacca. Adesso Ferrarini al servizio. 10-8 il punteggio a favore della Nardi che sta costruendo un piccolo break. Galbero in bugger per Bortolot. Barbolini, l'attacco non è out, non c'è il tocco. 11-8 per la Nardi. È arrivato il punto ancora della Nardi su un attacco out di Barbolini. Ancora Ferrarini al servizio per la Nardi. Stavolta è errato il suo servizio, che la spara in rete, e arriva il 9° punto per la Rotoplas Volano Volley. C'è un cambio, Elena Gabrielli lascia il posto a Nicole Ianeselli e proprio la giovanissima atleta di Volano che si prepara a battere il servizio proprio al posto di Gabrielli, una delle schiacciatrici più giovani della formazione di Luca Parlatini. È nata nel 2001. Battuto il servizio e 3 soldi. Stavolta approfitta della ricezione sbilenca della Nardi e si porta sul 10-11 con il punto di Livia 3 soldi. Ancora Nicole Ianeselli al servizio. Battuto. Attenzione. Giroldi per Boninsegna. In mezzo alle mani di 3 soldi e Pozzoni. 12° punto per la Nardi. Soffiatosi al servizio. Ancora per la Nardi. Pronto il servizio su Scannavacca, però la palla va abbastanza fuori. 11-12. Al momento questo secondo set rispetto al primo è abbastanza equilibrato. Rispetto al primo che è veramente stato un break assurdo. Siamo arrivati anche a forse 18-2. Poi dopo con l'aiuto dello scoutman ce lo facciamo dire. 13° punto per la Nardi. Sul punto di Chiara Boninsegna. Si prepara il servizio adesso. Contro il servizio Scannavacca, Bortolot per Pozzoni.
Tosi ha una mano sola, salva Boninsegna con l'ausilio del net. Pozzoni adesso, Bortolotti per Barbolini, Valentina Barbolini, 12° punto per la Rotoblast. E va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio, Valentina Barbolini. E Boninsegna per Montali, sempre in mezzo alle mani del muro di stavolta di Galvero e Tresoldi. 14-12 il punteggio. Continua ad andare abbastanza in equilibrio questo secondo set. Vediamo adesso cosa succede. Bortolotti per Tresoldi, buono il salvataggio, Scannavacca in free ball. Bortolotti, Tresoldi, pallonetto a baciare la linea laterale, vale il 13° punto. Continuano a oscillare questi 2 punti di differenza. Adesso Nicola Ianeselli fa rientrare in campo con questo cambio Elena Gabrielli e una delle ragazze addette alla pulizia del campo a pulire un po' i resti di sudore delle giocatrici della Nardi. Livia Tresoldi al servizio, battuto su Boni, attenzione, Tosi, Murata, Bortolotti per Pozzoni, la palla in campo, Beatrice, parità assoluta, l'arena biancorossa adesso, 14 pari. Ancora Livia Tresoldi al servizio. Attenzione, 14 pari. Livia Tresoldi al servizio per la Rotoblast. Volano volley. Battuto Giroldi, Coppi, impallonito, Pozzoni, Bortolotti che prova ancora una giocata delle sue, ma stavolta non ha successo. Ma l'attacco di Coppi viene murato. 15° punto per la Rotoblast che ritorna in vantaggio. Torna in vantaggio. Livia Tresoldi al servizio ancora per la Rotoblast. Stavolta ha sbagliato il servizio. 15° punto per la Nardi. E si prepara al servizio, credo, la numero 14 Beatrice Giroldi. Se il mio occhio è stato molto attento. Lo scoutman me lo conferma. Beatrice Giroldi al servizio. Attenzione. Galvero, attenzione. Attacco di Coppi, pallonetto. Free ball. Giroldi, l'attacco ancora per Coppi, sempre in mezzo alle mani del muro. Ottimo l'attacco della Nardi. 16° punto. Ma un bellissimo secondo set al momento, tutto di equilibrio. Ancora Giroldi al servizio. Battuto Scannavacca a 2 mani, Bortolotti in bugger per Galvero, passata in mezzo alle mani, sì, passata in mezzo alle mani. 16 pari. Elena Bortolotti al servizio per la Rotoblast. Volano volley. Battuto il servizio su Boninsegna, Giroldi per Tosi, Murata, Bortolotti per Beatrice Pozzoni, pallonetto, Giroldi, Coppi in bugger. Oh, attenzione, non si sta capendo niente. E alla fine il punto è della Nardi. Non si stava capendo più niente su chi prendeva palla, chi perdeva palla, chi stava colpendo. 17-16 il punteggio. Cristina Coppi al servizio per la Nardi. Vediamo il servizio di Coppi, battuto su Scannavacca. Elena Bortolotti per il velocissimo attacco della Gabrielli. Free ball adesso concessa alla Rotoblast.
Beatrice Pozzoni. Il punto è suo, 17 pari. Emma Galbero al servizio per la Rotoblas Volano Volley. Ancora in mezzo alle mani del muro. Niente male la difesa di Galbero, ma alla fine il punto è ancora per la Nardi perché la palla va out. Però un buonissimo secondo set da parte delle ragazze di Luca Pallatini, ma anche ottima l'equilibrio che sta dimostrando anche la Nardi. Cambio per la Rotoblas, uscita Sofia Ferrarini che era pronta al servizio, invece al servizio si prepara Alice Benetti, la numero 9. L'anno scorso, se non ricordo male, era una delle titolari della Nardi, ma quest'anno anche la Nardi ha fatto una rivoluzione creando una squadra da top classifica. Murata all'attacco di Beatrice Pozzoni da Boninsegni e da Montani. 19-17 il punteggio. Time out per la Rotoblas Volano Volley. Allora piccolo spot pubblicitario e torniamo tra poco. Un altro piccolo spot dedicato a uno dei nostri principali sponsor, che è il Trentino. E adesso siamo tornati di nuovo in diretta per questo secondo set, dove la Nardi ha ripreso un piccolo break di vantaggio e si porta sul 19-17, costringendo Luca Pallatini a chiamare il suo primo time out. Al servizio Alice Benetti, battuto, out, è out all'attacco, sì. Quindi adesso il punteggio è di 18-19. E si prepara al servizio, se vedo bene, Elena Gabrielli. Battuto su Coppi. Tosi in attacco Murato. Pozzoni, Bortolot. Prova di carattere delle ragazze di Luca Pallatini, ci hanno provato. Però la difesa non è riuscita, quindi adesso il punteggio è di 20-18. Pronto il servizio della Nardi su Scannavacca. Bortolotto, velocissimo l'attacco di Tresoldi. Scannavacca ancora per per Valentina Barbolini, scontro tra le formazioni. Tosi in bugger deve concedere una free ball. Bortolotto ancora per Barbolini. Coppi, la palla è ancora lì, salva. No, non si è salvata la palla. Infrazione di quarto tocco. Punto della Barbolini che vale il 19-20. E adesso il punteggio è di 19-20. Ancora Beatrice, si prepara Beatrice Pozzoni al servizio. Battuto su Coppi. Giroldi per Boninsegna che col muro a 1 fa quello che vuole. Ottimo l'attacco di Boninsegna e arriva il 21esimo punto per la Nardi Volta. Però una nota positiva le ragazze di Pallatini la possono avere, che rispetto al primo set questa volta è molto più equilibrato, possiamo dire. Attenzione, Bortolotti deve concedere una free ball e una frittata assurda ha fatto la Nardi. 20-21 in una free ball praticamente regalata. La Nardi invece ci mette di su e regala il punto. Diciamo molto fortunata nella buona e nella cattiva sorte la società del Volano Volley. Battuto su Barbolini, su Boninsegna. Free ball. Scannavacca in bugger per Pozzoni. Attacco sbagliato di Beatrice Pozzoni.
questo è un attacco che poteva essere forse fatto un po' meglio. Cambio per la... C'è un no, secondo l'arbitro si è confuso, pensava che fosse un cambio di giocatrice, invece è semplicemente il cambio del libero con la centrale. Un po' presi controtempo stavolta. 22-20 il punteggio a favore della Nardi, battuto da Mila Montani. Bortolotte per 3 soldi, attacco vincente, sparato sulle mani ma la palla va out. 21esimo punto per la Nardi, scusate, per la Rotoplas, e un punto ancora di vantaggio alla Nardi sulla società di Luca Parlatini. E va proprio Livia Tresoldi al servizio, l'autrice dell'ultimo punto della Rotoplas Volano Volley. Dinucci, Giroldi, Coppi, Murata, però Nardi ci mette una pezza, Tosi, out, e non c'è il tocco a muro. 22 pari. Questo secondo set è davvero molto avvincente. Che lo vinca la Nardi o che la vinca la Rotoplas, è stato un bellissimo secondo set. Livia Tresoldi ancora al servizio. Ricordiamo che Luca Parlatini ha usato già un time out. Solforati non ancora, nessuno. Tresoldi in bagger per Galbero, Murata, Tresoldi, Bortolot per pallonetto di Barbolini. Valentina Barbolini, 23-22. E allora il primo time out della Nardi arriva adesso, sul punteggio di 23-22. Che dire, un bellissimo secondo set, davvero avvincente tra le due formazioni. Per come era iniziato il primo set si pensava che doveva essere una carneficina a momenti della Nardi, però per il momento questo secondo set è stato un ottimo equilibrio, e sicuramente voi tifosi a casa della Rotoplas Volano Volley e della Nardi Pallavolo Volta lo spettacolo ve lo state godendo, ci si può scommettere, anche se tifosi della Nardi sono convinto che vedendo il primo set avete pensato: cavolo, che bella reazione che ha avuto Volano, peccato perché potevamo vincerla facilmente forse. Però vabbè, un piccolo dettaglio che per fare un po' il simpatico. Squadre nuovamente in campo. Livia Tresoldi ancora al servizio per Boninsegna. Coppi, ottimo l'attacco di Coppi. 23 pari da adesso. Un punto a testa vuol dire vantaggi. 2 punti di una delle due squadre, vittoria del set. Pronto al servizio la numero 14, se ho visto bene. Ma Galbero, Murata, Scannavacca. Galbero prova un pallonetto per provare un piccolo attacco. Tosi, pallonetto. 24-23 il punteggio per la Nardi. Reazione d'orgoglio della Nardi che non vuole farsi scappare questo set combattutissimo che potrebbe diventare estremamente pericoloso, forse in termini di rimonta di una delle due squadre. Pronto al servizio ancora Beatrice Giroldi. Battuto Barbolini, Bortolot, Postoni, ottimo il salvataggio della Nardi. Boninsegna, Murata, Bortolot, Galbero. C'è il tocco al muro, sì, confermato il tocco al muro. 24 pari, quindi questo secondo set può durare ancora un po', per la gioia di chi è neutrale e vuole vedere il bello spettacolo. Elena Bortolot al servizio. E comunque le ragazze della Nardi non hanno per nulla protestato, quindi scusate, ho toccato il microfono. Sapevano che il tocco c'era. Attenzione, l'attacco subito di Benetti. Scannavacca, Postoni. Ottima la difesa di Nardi. Attacco di Tosi. Scannavacca in difesa. Bortolotta, Emma Galbero, Murata. Barbolini, ottima la sua difesa. Ci prova. La palla è in campo. Emma Galbero, palla in campo. Non si è visto bene dalla mia postazione, ma la palla la confermano che in campo, e l'allenatore della Nardi non fa un minimo cenno di protesta, quindi conferma anche. E arriva il secondo time out della Nardi.
devo dire un bellissimo secondo set. Devo dire che anche a me devo dire che a me ha veramente spiazzato questa reazione della Rotoblas. Devo dire che sono davvero colpito dalla prova di carattere delle ragazze di Luca Parlatini. E come tipico di chi pensa che i giornalisti sono dei guffatori, adesso pronto a smentirmi. Pronte a rientrare in campo le due formazioni, 25-24 in favore della Rotoblas, con la Rotoblas che ha a disposizione la sua palla set. Attenzione, Elena Bortolotta al servizio. Ricordiamo che lei è una delle palleggiatrici chiamate a sostituire una veterana come Camilla Giora, che si è ritirata. Purtroppo questo servizio per la formazione biancorosa è andato abbastanza out, nettamente, quindi 25 pari. Cristina Coppi, ex Delta Informatica Trentino, stagione 2016-2017, allenata quell'anno da Ivan Iosi. Bortolo, attenzione, Pozzoni, il suo attacco, difesa, attenzione adesso, out, sì, l'attacco è out. Chiara Boninsegna ha cercato le mani ma non le ha trovate. Palla a set ancora per la Rotoblas, che si porta adesso sul 26-25. E Luca Parlatini chiama adesso il suo secondo e ultimo time out. Adesso non si gioca più a carte scoperte. Scelta strana da parte di Luca Parlatini chiamare il suo ultimo time out quando ha preso la palla del vantaggio. Probabilmente vuole forse fare una strategia per provare a chiudere questa partita. Le squadre rientrano comunque in campo sul punteggio di 26-25. Emma Galbero al servizio. Attenzione, Emma Galbero al servizio. Battuto. Giroldi per Tosi. La palla in campo, nettamente in campo, vale il 26 pari. Ottimo l'attacco di Sofia Tosi, che l'ha messa proprio a fil di linea di fondo campo. E al servizio Glenda Sandrini. Sì, Glenda Sandrini al servizio per la Benetti. Non era la 8, scusa? Scusate, una piccola svista. In realtà è Alice Benetti il numero 9. Emma Galbero, Bortolot per Tosi, per Beatrice Pozzoni. 27-26. Ancora set ball per la Rotoblas. Elena Gabrieli al servizio per la Rotoblas. Battuto. Attenzione. Giroldi ancora per Tosi. Gabrieli Barbolini e free ball di Emma Galbero adesso per Coppi. Giroldi per Boninsegna, Murata, out. Ottimo l'attacco comunque perché ha cercato le mani e per sua fortuna anche le mani out. Sofia Tosi adesso al servizio. Parità assoluta all'arena biancorossa di questo secondo set. 27 pari. Battuto su Scannavacca. Bortolot, Barbolini, tocco. Valentina Barbolini tocca le mani del muro e vale il 28° punto per la Rotoblas. Ancora palla set. Ovviamente però adesso intanto una delle ragazze è andata a pulire le tracce di sudore e in un periodo così la tensione a qualsiasi traccia di sporco, quelle cose lì, è davvero molto attenta. Barbolina out, sì, servizio out, poco out. 28 pari. Cambio per la Nardi, entra la numero 3 Alessia Mazzi per Mila Montani. Opposto 1980 per Centrale 88, quindi l'esperienza la vuole tenere in campo con Mazzi. Battuto.
Scannavacca, Barbolini e free ball concessa Dinucci. Adesso c'è una grande possibilità per la Nardi di portarsi in vantaggio con la Coppi. E che dire, Coppi, se è una palla la trova, attacca. Bello l'attacco di Coppi, mani out e palla 7 per la Nardi, che adesso ha a disposizione questa palla 7 per portarsi sul 2-0. Alessia Mazzi ancora al servizio, Scannavacca, Bortolot per 3 soldi, Murata! E che dire, questo set si è chiuso con la prova di carattere finale della Nardi, 2-0. E facciamo adesso una piccola pausa ancora per i nostri sponsor e torniamo tra poco. Ancora dopo un piccolo spazio ai nostri sponsor ritorniamo in diretta all'arena biancorossa di Volano. Dopo un primo set dominato dalle ragazze di coach Matteo Solforati, il secondo set si è concluso ancora a favore della Nardi, però stavolta con un grandissimo equilibrio. Però posso anche dire, non voglio fare quello che anticipa troppo i tempi, però di solito i match quando sono equilibrati dal primo all'ultimo punto è sempre un'incertezza capire chi potrebbe vincere. Un set dove la società avversaria, o possiamo dire la società più forte, ha dominato e il secondo ha sofferto tanto con equilibrio totale, e poi adesso si è vista dopo quasi 5 palle la palla 7 a favore della Rotoblast, trovarsi a vincere il secondo set potrebbe essere la mazzata definitiva, e potrebbe però essere stata anche a favore della Rotoblast, comunque, che magari è più convinta adesso di poterci provare, magari invece la Nardi più convinta dei propri mezzi, avendo vinto un set equilibratissimo. Vabbè, come si dice, solo il tempo ce lo dirà e lo scopriremo ovviamente quando finirà questa partita. Sta di fatto che adesso la Nardi da adesso in avanti ha sempre la chance di portarsi a casa la vittoria. Se vince questa partita in questo set o nel prossimo, la Rotoblast tornerà a casa per questa seconda partita di questo campionato che giocherà, con purtroppo 0 punti per le ragazze biancorosse. In caso di vittoria al tie break invece si assegnerebbero 2 punti alla vincitrice e 1 alla squadra sconfitta. Vedremo adesso come andrà a finire questo terzo set. Vi ricordiamo inoltre che alla fine della partita ovviamente manderemo poi nelle prossime giornate le interviste post match, probabilmente in caso di sconfitta molto probabilmente manderemo in onda solo quella di coach Parlatini,
e la manderemo in onda probabilmente lunedì alle 18 sul canale YouTube Volano Volley Channel, anzi ve lo dico subito in partenza, dopo la serie che abbiamo voluto trasmettere in simultanea su Facebook, Instagram e YouTube, abbiamo deciso che a partire dall'inizio del campionato ovviamente le puntate verranno trasmesse solo sul canale YouTube usando solo il programma video, ecco. Primo punto per la Rotoblast che sfrutta un muro vincente e adesso sfrutta un attacco out della Nardi. 2-0 per la Rotoblast. Comunque vada, e posso dirlo spezzando una lancia in favore della Rotoblast, questo secondo set è stato davvero giocato molto molto bene e posso dire che le ragazze di Luca Parlatini, sapendo dello strapotere della Nardi, possono anche comunque abbastanza essere soddisfatte per il secondo set. Magari un po' di rammarico di aver perso per 5 volte la palla a set e allora la prima occasione l'hanno sfruttata al meglio. Barbolini l'attacco, Muratto, Scannavacca, Bortolotte per Pozzoni, toccato, no, non c'è tocco al muro, 2 pari. E adesso il punteggio di 2 pari. La Nardi, che vi ricordiamo ha vinto il primo set per, se ricordo bene, 18-25 e il secondo dopo una grandissima battaglia per 28-30. Se però ho sbagliato il primo set, vi avviso, sarà solo di un punticino, penso, non penso di più. Attenzione, Giroldi per Boninsegna, attacco vincente della Nardi, 3-2, break di 3-0 della Nardi. Comunque adesso il capitano Tosi al servizio per la Nardi. Attenzione, Sofia Tosi firma l'ace del quarto punto. Forse Luca Parlatini potrebbe chiamare il primo time out del terzo set, forse, perché di solito è una camminata che molte volte prelude di voler chiamarlo, ma in realtà non è così. Sofia Tosi al servizio, ancora il capitano della Nardi. Attenzione, Barbolini, vincente l'attacco. Per un attimo pensavo che avesse toccato la schiena della giocatrice della Rotoblast, però l'arbitro non ha fischiato il quarto tocco, quindi vuol dire che il tocco non c'era. Elena Gabrielli al servizio per la Rotoblast Volano Volley. Coppi, Giroldi per Boninsegna. Oh, l'attacco della Nardi si trasforma. Purtroppo voi le immagini non le vedete perché si sono frizzate e c'è stato un piccolo colpo di scena, ve lo posso raccontare purtroppo verbalmente. L'attacco di Boninsegna è stato colpito direttamente verso Barbolini, ma Barbolini con la difesa, concedendo una free ball, ha concesso invece un punto insperato alla Rotoblast. E adesso, scusate che abbiamo dimenticato il punteggio, era 4 pari, ma adesso c'è stato un fallo e adesso il punteggio è di 5-4 a favore della Rotoblast, che si porta in vantaggio. Ancora Gabrielli, battuto su Coppi, Giroldi per Montani, Murata da Barbolini, ma la palla piomba nel campo della Nardi, scusate, sì, nel campo volanese, e poi con l'altro tocco è finita nel campo della Nardi, ma sotto la rete il punto ovviamente viene dato automaticamente alle avversarie. Chiara Boninsegna al servizio su Pozzoni, Bortolot, non c'è stato nessuno a dare una mano a Bortolot, quindi arriva il sesto punto per la Nardi. Adesso il punteggio è di 6-5, scusate. L'emozione della prima diretta a distanza di 371 giorni purtroppo si fa sentire anche su di me. Bortolot, Barbolini, Murata out. No! Barbolini pensava che andava out, invece si è fermata sulla linea. 7-5 il punteggio per la Nardi, che ha sfruttato questa indecisione di Barbolini.
regalando un punto alla Nardi. Boninsegna al servizio ancora su Barbolini, Bortolotte, Pozzoni, vincente l'attacco, indecisione tra Tosi e Boninsegna su chi doveva andare a prendere questa palla. Vale, scusate, il 6-7 il punteggio adesso. Beatrice Pozzoni al servizio per la Rotoblast. Con l'ausilio del net, Giroldi, Montani, pallonetto. Non nulla da fare per Emma Galbero. 8-6 il punteggio. Mila Montani al servizio per la Nardi, che forse dopo il piccolo spavento del secondo set forse la Nardi ci vuole provare a portarsi a casa i 3 punti d'oro. Barbolini, un pallonetto, Giroldi per coppia a tutta potenza. Ci ha provato Scannavaca, ma però prima l'arbitro ha fischiato un'invasione. 9-6 il punteggio per la Nardi. Comunque ai tifosi di Volano voglio dire una cosa. Attenzione, Scannavacca, Bortolot, 3 soldi, Muratta, Scannavacca, attenzione adesso, una free ball da entrambe le parti che si trasforma in un punto vincente della della Pozzoni, che in free ball a 2 mani l'ha messa in un punto abbastanza, passatemi la parolaccia, bastardo. 7-9 il punteggio a favore, col punto a favore della della Rotoblast, ma il punteggio è in favore della Nardi. 9-7 il punteggio. La Nardi sta comunque conducendo ancora per 2-0 la partita e anche il set per 9-7. Servizio di Barbolini, attenzione, coppia una mano, attacco potentissimo della Nardi nelle mani di Cristina Coppi. 10-7 il punteggio, 3 punti di vantaggio. Servizio affidato a Beatrice Giroldi. Attenzione, Bortolotta una mano, Galbero, Boninsegna, Giroldi. Attacco potentissimo di Chiara Boninsegna, 11° punto per la Nardi, che si sta avvicinando sempre di più al traguardo dei 3 punti e anche dei 3 set vinti senza concedere nulla agli avversari. Ancora Giroldi al servizio, Pozzoni, Bortolot, Galbero, Emma Galbero, 8-11. Scannavacca lascia il posto a Gabrielli, quindi è il momento del servizio di Livia Tresoldi, che ovviamente non è facile anche per lei giocare una partita da appena arrivata, quindi diamogli anche un po' di tempo. Ai tifosi del Volano comunque diciamo anche che la preparazione atletica del Volano è abbastanza messa in difficoltà dallo stop forzato dovuto alla pandemia del Covid, dove delle ragazze sono state ovviamente contagiate e purtroppo ovviamente con la squadra in quarantena non c'è la possibilità neanche di allenarsi, neanche per 2 giocatrici, quindi purtroppo anche quello che sta un po' penalizzando adesso la squadra di Luca Parlatini. Però la stagione è ancora un po' lunga, si gioca a ritmi abbastanza veloci e per la società c'è comunque un po' di tempo per provare a riequilibrare un po' la stagione. Poi ovvio che, lo dico anche ai tifosi della Nardi, qui è un campionato molto complicato perché ogni squadra può, come si dice, appena ha un brutto stop rischia di trovarsi impallata, quindi al momento la Nardi non ha questo tipo di problema e cosa che ovviamente da buon sportivo non si augura mai il male a nessuno. Però c'è anche da dire che la Nardi ha un grandissimo gioco e oggi lo sta mettendo in campo, quindi complimenti alla Nardi per la bella partita che ci stanno regalando qui, e guardando anche le facce delle giocatrici
ti danno tanta carica. Le ragazze invece della Rotoblast forse hanno risentito purtroppo il colpo psicologico, perdendo quel set quando forse era, possiamo dire, quasi vinto, perché avevano a disposizione hanno avuto 6 possibilità per chiudere la partita, i vantaggi invece la Nardi alla prima occasione l'hanno sfruttata. Coppi però non sfrutta il servizio e regala il 9° punto alla Rotoblast Volano Volley. Elena Bortolot al servizio per Volano. Intanto ci tengo a ringraziare ancora tutti voi che siete in diretta qui sul Volano Volley Challenge, sia i tifosi del Volano Volley ma anche i tifosi della Nardi, perché purtroppo come già ho detto all'inizio diretta, non avere il pubblico già ci costringe a vedere questo. Nessuna squadra che viene incitata, se non forse dalle compagne, e l'unico modo per farvi vedere queste partite, dato che purtroppo le partite sono tutte giocate a porte chiuse, fatte eccezione per lo staff che può entrare, sono solo le dirette streaming del canale YouTube o tramite Facebook per chi le trasmette. Noi in questo caso tramite il canale YouTube Volano Volley Channel. Pozzoni, attenzione, Calvero in bagger per free ball, Coppi, Giroldi per Boninsegna. Chi è la Boninsegna? 14° punto per la Nardi, che si sta avvicinando sempre di più a questo importantissimo traguardo di portarsi a casa 3 punti contro una delle squadre, alla vigilia, una delle pretendenti a stare nei piani alti della classifica. La Nardi è ovviamente una di quelle. Ovviamente per la Nardi è importantissimo portarsi a casa 3 punti a discapito delle difficoltà della formazione di Luca Pallattini, sia chiaro, però è importante cercare anche di sfruttare queste avarie, delle formazioni, perché in un campionato così veloce e soprattutto così incerto come quello di quest'anno, ovviamente com'è che si dice? C'è tanta emozione, come ho già detto all'inizio, per me. Sfruttare le occasioni è il modo migliore anche per vincere i campionati, ecco. E la Nardi oggi la sta sfruttando nella maniera perfetta. Barbolini, l'attacco sarebbe andato probabilmente out di Barbolini se non c'è stato il tocco a muro, però Coppi pensa che c'è stata la deviazione di muro, infatti anche a me ad occhio sembrava esserci stata, quindi andiamo a solo 11-16 col punto di Barbolini. Adesso Gabrielli al servizio, si prende l'ace, Elena Gabrielli accorcia le distanze la Rotoblast. Elena ancora Gabrielli al servizio per la Rotoblast. Battuto Giroldi, Montali, Murata, Tosi, Giroldi per Boninsegna. Ottimissimo l'attacco di Boninsegna. Scusate un attimo, piccolo saltello che purtroppo mi dispiace che non vi ha mostrato l'attacco. Comunque Boninsegna oggi veramente micidiale. Io direi che forse oggi l'MVP per me sulla carta. È vero che la partita non è ancora finita, ma io direi che quest'oggi a mani basse se lo prenderebbe veramente a mani basse Boninsegna oggi. Allora, time out per Luca Pallattini. Allora, piccolo spot del nostro grandissimo sponsor Trentini, torniamo tra poco. Siamo tornati in diretta dopo questo piccolo spot del Trentino.
che ricordiamo a voi è uno dei nostri sponsor per la società del Volano Volley, uno dei principali sponsor insieme al main sponsor Rotoblast e uno dei top sponsor Capi Group. Infatti Trentino fa parte proprio dei principali top sponsor. Beatrice Pozzoni firma il punto numero 13 per la Rotoblast. 5 punti a separare la formazione mantovana dalla formazione volanese. Adesso la palla ce l'ha Beatrice Pozzoni su Coppi. Giroldi per Montali, attacco vincente di Mila Montani. 19esimo punto per la Nardi, che adesso è a solo 6 punti da portarsi a casa l'intera posta in palio. 3-0 e 3 punti. Mila Montani al servizio. Su Scannavacca, Bortolot per Barbolini. Diciamo la più in forma della formazione di Luca Parlatini, proprio Barbolini. Scannavacca in bagger per Pozzoni. Attenzione adesso, l'attacco di Coppi, pallonetto out e non c'è il tocco a muro. 14-19. La Rotoblast comunque ci prova, anche se è veramente difficilissimo rimontare una formazione come la Nardi oggi, che sta giocando proprio sui limiti della perfezione. 2 set praticamente quasi dominati e uno solo equilibrato con la Rotoblast, che ci ha provato fino all'ultimo durante il secondo set. Attacco subito di Boninsegna, Bortolot, Barbolini. Valentina Barbolini, una fucilata anche da parte sua. Se devo dire l'MVP di oggi, Chiara Boninsegna per la Nardi, e per il momento della Rotoblast direi a mani basse Barbolini oggi, che oggi mi sembrava una delle, forse l'unica se non una delle pochissime a tenere a gala la Rotoblast. Servizio out, 20-15 il punteggio. 5 punti alla Nardi per portarsi a casa la vittoria, 10 per i Volano per almeno portare la partita al quarto set, e sarebbe un grande miracolo. Attenzione, Galbero, Galbero, 16 punti per la Rotoblast, 4 punti a distanziare Volano dalla Nardi. Adesso al servizio c'è Livia Tresoldi. Livia Tresoldi al servizio per la Rotoblast. Battuto. Attenzione, Giroldi per Tosi. Volo vincente. La Rotoblast ci sta provando e ci prova. È una cosa che non si può negare, è che nelle difficoltà la Rotoblast ci sta provando. Allora, time out per la Nardi. 3 punti di distacco tra le due formazioni. Vediamo se la Nardi accuserà il colpo e scusate il termine, volevo dire concederà la vittoria di questo terzo set, o se staremo a vedere ovviamente. Ovviamente vi ricordo che la prossima partita della Rotoblast per i tifosi di Volano sarà ovviamente mercoledì, quindi turno infrasettimanale per la sesta giornata contro la Trentino Energia Argentario. Ricordatevi, ore 20:30, e la trasmetteremo anche quella in diretta dall'Arena Biancorossa sul canale YouTube Volano Volley Channel. E forse, perché siccome Alan, il nostro regista, ci sta ascoltando, forse tornerà in cabina di regia proprio Alan. Il tuo apporto ci serve, perché per me è difficilissimo fare regista e commento allo stesso momento. Livia Tresoldi su Boninsegna, Giroldi per Tosi, Bortolot per Emma Galbero in mezzo alle mani del muro di Nucci. Tosi, free ball, Gabrielli, Bortolot, Barbolini, Boninsegna a sfiorare il tetto, Tosi, Bostoni, Bortolot e Galbero in free ball. Boninsegna, Giroldi per Coppi, Cristina Coppi. Ottimo l'attacco di Cristina Coppi, che
vale il 21-17 per la formazione di Matteo Solforati. Intanto l'arbitro ferma un attimo per calcolare se non ci sono falli di rotazione, prima, perché vi ricordiamo che se la rotazione è sbagliata in campo, l'arbitro appena batte il servizio chiama il fallo, ovviamente, che vale ovviamente il punto per la formazione, che vale un punto di penalità per la formazione che subisce il fallo. Cristina Coppi al servizio, Barbolini, Bortolot per Pozzoni in pallonetto, buona la difesa di Giroldi, l'attacco di attenzione, Gabriele in free ball, Dinucci, Giroldi per Boninsegna, l'MVP di Lorenzo Minacapelli. Un altro attacco vincente. Dopo magari con le statistiche dello Scoutman ci facciamo anche dire a fine partita i punti totalizzati dalle top score sia della Rotoblas che della Nardis. Però facendo un calcolo rapidissimo, io credo che quella che ha fatto più punti sia la Boninsegna della Nardi e ovviamente della Rotoblas la Barbolini. Attenzione, punto di Boninsegna anche sui regali, possiamo dire, della ricezione di Volano. 23-17 adesso. Ormai Nardi, ormai al 99% lo possiamo dire ai nostri telespettatori collegati che magari si sono sintonizzati soltanto adesso, che la Nardi sta per andare a vincere la quinta giornata del campionato, che sarebbe se la memoria mi inganna dovrebbero essere 5 su 5, perché credo che la Nardi non ha mai saltato una partita. Attenzione, e invece gli hanno detto di lasciarla, ma invece la palla è in campo. Il punto del libero, fortunata la libero di Bassano del Grappa. 18-23, 5 punti a separare le due squadre, però per la Nardi ci sono solo 2 punti per portarsi a casa la vittoria. Però la palla è out, servizio out di Bortolotto, quindi adesso c'è il match ball per la Nardi Volta, che ormai ha solo un punto per portarsi a casa questa vittoria. Però vi ricordiamo che prima di salutarci ci sarà un piccolo spot e poi vi annunceremo in diretta chi sarà l'MVP, anche se penso l'abbiate già capito, probabilmente sarà Chiara Boninsegna. Attenzione adesso la Nardi che può chiudere la partita con sempre Boninsegna, ma stavolta il suo attacco non si chiude a buon fine. Pozzoni invece sulle mani di Tosi si chiude l'attacco. 19-24. Siamo allora Emma Galbero al servizio. Ormai da un momento all'altro questa partita si sta per chiudere. Scusate, non mi si è aggiornato il punteggio, adesso mi si aggiorna. 19-24. Ancora la palla match per le formazioni di Matteo Solforati, ma Barbolini dice ancora no, vuole andare avanti. Lei, la figlia d'arte di Massimo Barbolini, allenatore attuale di Scandici, campione d'Europa, vi ricordiamo, con Novara. Dinucci, adesso Chiara Boninsegna pallonetto, Bortolot, Scannavacca in bagarra ancora per Barbolini, smorzato il suo attacco, Boninsegna per Tosi, Murata, Boninsegna ancora, e adesso Boninsegna la può chiudere e invece ancora non si è chiusa. Free ball adesso Galbero, Montani per Tosi e lei a chiuderla. No, non si chiude ancora. Vogliono farci soffrire. Vogliono farci ancora soffrire. 21-24, ancora match ball per la Nardi. Attenzione. Ancora Galbero, battuto su Coppi, Giroldi per Boninsegna e stavolta no, niente. No, palla out. Niente tocca a muro anche stavolta. Incredibile. Ancora palla match, ma prima della palla match c'è il time out richiesto da coach Solforati. E ancora non si chiude questa partita. Devo dire di essere molto sorpreso comunque, pensavo che ormai eravamo ai titoli di coda.
Allora, vedo che siamo adesso in diretta, siamo ben 154. Devo dire, rispetto alle dirette della scorsa stagione, però vabbè, c'era il pubblico, il canale non era ancora così importante come lo era una volta, come lo è adesso. Avevamo una media di appena 6-7 persone. Invece oggi, per quanto dico che i social sono davvero importanti, specialmente in un periodo come questo di pandemia, davvero è veramente importante, sono i social per vedere la squadra del cuore. E stavolta Sofia Tosi chiude la partita 3-0 per la Nardi, che si porta a casa l'intera posta in palio. 25-22 il punteggio. Allora, ultimo spot del Trentino e torniamo tra poco per dirvi chi sarà stato l'MVP dell'incontro. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Allora, di nuovo in diretta dall'arena bianco-rossa di Volano. Come avete visto, il punteggio finale è di 25-22 a favore della Nardi, che chiude anche questo terzo set. Allora, io direi che, calcoli alla mano, prima di salutarci, direi che l'MVP di oggi, lo diciamo con tranquillità, sarà Chiara Boninsegna, la giocatrice 1999 della Nardi Pallavolo Volta. Se ovviamente ho sbagliato l'anno, chiedo scusa ai tifosi di Nardi, che anzi innanzitutto ringrazio di essere stati qui in diretta e vi auguriamo un in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione, che per voi vi ha regalato la quinta vittoria consecutiva. Invece per la Nardi Pallavolo, per la Rotoblast Volano Volley invece è arrivata una sconfitta e una vittoria. 3 punti ancora in classifica per la Rotoblast, però ovviamente c'è ancora molto sul, come si dice, sul piano fisico, che ancora manca la formazione di Luca Parlatini. Allora, noi siamo davvero in chiusura, vi ringraziamo tutti di essere stati con noi, e allora io vi dico tranquillamente che la giocatrice top score di questa partita è stata grazie ad Andrea Zeni, il scoutman della Rotoblast Volano Volley, che ci dice che top score della partita è stata Chiara Boninsegna con 18 punti. Invece per la Rotoblast direi una decina di punti Barbolini con 14 punti, però alla fine il risultato è stato a favore della della Nardi per 3-0. Allora, noi vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima partita, che sarà tra pochissimi giorni, tra 4 giorni, a mercoledì 24 febbraio, che saremo di nuovo in diretta col Volano Volley Channel per trasmettervi la sesta giornata del campionato di Serie B1 Girone C1 tra la Rotoblast Volano Volley e la Trentino Energie Argentario. Grazie a tutti, da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. Salutiamo di nuovo Alan Berloffa, il nostro attuale regista, e mi auguro che puoi tornare presto tra noi, e Martina Bogatek, il nostro ex capitano, che quest'anno non gioca più con noi, ma gli mandiamo un saluto anche a lei. E naturalmente saluto tutti i tifosi del Volano Volley e tutti i tifosi della Nardi Volta Mantovana. Da parte mia è davvero tutto, a tutti voi un augurio di una serena notte e ci chiudiamo con la sigla finale.